La Sardegna oggi celebra Sa Die de Sardigna, in cui si ricordano i moti del 28 aprile 1794, quando i sardi, sull'onda della rivoluzione francese che travolse tutta l'Europa e i vecchi regimi, si ribellarono al dominio sabaudo e cacciarono i piemontesi dall'isola, costringendo il viceré Vincenzo Balbiano a lasciare Cagliari. All'origine dell'insurrezione, l'ennesimo rifiuto del Regno di Sardegna di riservare ai sardi incarichi pubblici e la creazione di un Consiglio di Stato a Cagliari, ma anche di un ministero per gli affari dell'isola. Una rivoluzione durata fino al 1796 che vide tra i protagonisti i popolani e gli intellettuali, tra i quali spicca la figura di Giovanni Maria Angioi. Un evento, quello dei moti rivoluzionari sardi, a lungo misconosciuto a tanti abitanti dell'isola e oscurato da una storiografia ufficiale che, come spesso capita, è scritta dai vincitori. Così, per far emergere dalle nebbie della storia la rivoluzione sarda, si è dovuto attendere il 1993, quando una legge regionale ha introdotto questa ricorrenza per ricordare uno dei momenti in cui i sardi si affacciarono per la prima volta alla contemporaneità. Stamattina, nella sede del Consiglio regionale, sono stati rievocati gli eventi di 2 secoli fa, senza dimenticare l'attualità fatta di un'emergenza sanitaria che non trova eguali nella storia dell'isola. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il Presidente della Regione Cristian Solinas, i consiglieri regionali e l'Arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Batturi. Oggi si celebra Sa Die de Sardigna, una giornata molto importante per la Sardegna, un grande momento di riflessione. Certo, il nemico oggi non veste le divise dei soldati sabaudi e le parrucche dei funzionari regi, però un nemico ancora più subdolo e quindi più difficile da combattere, perché si insinua nei luoghi di cura, di svago e di lavoro. Sono certo però che la Sardegna saprà reagire e uscire quanto prima da uno dei momenti più difficili della sua storia.